Speriamo questa sera che possiate vedere soddisfatte le vostre richieste, vero? Comunque voi sapete, miei cari, che queste cose non avvengono secondo i desiderati dei partecipanti, è vero? Ma specie in questo caso ubbidiscono a diverse motivazioni che sfuggono senz'altro alla indagine così superficiale che voi potete fare, non per carità, senza offesa che voi siate dei superficiali in quanto non potete sapere ciò che sta dietro e anche a quale piano questi fenomeni ubbidiscono. Allora, miei cari, saluto con piacere questi amici che sono qua presenti e che non lo sono così assiduamente per loro impegni e per essere entrati in contatto da poco, è vero, cari? Ripeto, mi fa molto piacere avervi tutti qua. Vogliamo dire qualcosa intanto così che l'atmosfera si distende, è vero? Parole di persone nuove, Oh, chiunque vuole, chiunque. Io dovrei chiedere anche un'esperienza anche per la sua. Sì, caro. Mi ha interessato la notizia oggi del dolore, mi interessa moltissimo anche perché sono medico. E è stata posta una domanda dall'amico Ferdinando Sani e dice ma la questione del dolore è questa, quello che dici tu, chiederò che ne sa. Ma gli animali si vedono soffrire come noi. Sembra che il dolore sia un mezzo per l'evoluzione, invece si tutto si fermerebbe. Ma gli animali soffrono come noi. Certo, diciamo la sensibilità è più ridotta e quindi se si potesse avere una misura della sofferenza fisica, è vero, sarebbe certamente inferiore. Però per capire che serve per l'evoluzione anche il dolore degli animali bisogna appunto accettare l'idea che anche gli animali hanno una parte che sopravvive e che in fondo è quella che contribuisce a creare quello che sarà successivamente lo psichismo dell'essere uomo, è vero. Secondo la nomenclatura che i maestri hanno dato della costituzione dell'individuo, l'uomo è formato da un corpo fisico, da quello che è il corpo fisico lo si sa benissimo, è vero, lo sapete meglio di me in questo momento, da un veicolo che presiede alle sensazioni e alle emozioni, da un veicolo mentale, è vero, e poi da una parte spirituale più sottile che i maestri chiamano coscienza, che non ha niente a che vedere con la consapevolezza, coscienza intesa come retaggio della evoluzione, delle esperienze avute. Allora, prima della fase di incarnazione umana c'è la fase attraverso la quale, che parte addirittura dal regno minerale, dal regno vegetale, poi il regno animale, la fase nella quale le esperienze che hanno quelle forme di vita costituiscono la possibilità dell'individuo di organizzare il suo veicolo astrale e il suo veicolo mentale, cioè la sua possibilità di avere sensazioni ed emozioni che gli serviranno poi nella fase umana più precisamente, e la possibilità di pensare e di ragionare. E questo è facilmente verificabile, è vero, sempre, anche se non provabile oggettivamente, perché si vede chiaramente, e questo lo state cominciando a capire anche voi, che già nella forma di vita vegetale esiste una larvata sensazione, la pianta che si dirige verso la luce, la reattività all'umidità oppure all'aridità e via dicendo, al calore, al freddo, al sottoporsi alle stagioni, è vero, e gli impulsi che vengono dall'alternarsi delle stagioni cominciano a creare in questo essere che si manifesta nel piano fisico come vegetale la possibilità di avere sensazioni. Poi nella fase di vita animale vi è invece la possibilità di avere anche delle emozioni,
e sempre attraverso alla vita degli animali che ubbidisce a precise leggi, è vero, non solo di costituzione, di gruppo e via dicendo, ma anche leggi che riguardano il veicolo fisico, la possibilità degli accoppiamenti, la necessità di procacciarsi il cibo, è vero, e via dicendo, queste esperienze aumentano la possibilità di avere delle sensazioni, delle emozioni, cioè di poter costituire un veicolo che poi servirà alla vita della autocoscienza nell'uomo, fino a che poi appunto si passa alla fase umana nella quale si può usufruire di quegli strumenti, precisamente veicolo astrale, veicolo mentale, che sono stati preparati non come tali ma come possibilità di costruirli per avere le esperienze nella fase umana che ha come scopo la costituzione dell'autocoscienza individuale, ed è qui quindi tutta la evoluzione umana e poi oltre sovrumana, superumana, come dire volete, vero? Quindi cari, è chiaro che anche negli animali c'è il dolore, ripeto, anche se è percepito inferiormente da quanto lo percepisce l'uomo, è vero? C'è il dolore proprio come sensazione dipendente da uno stato particolare del corpo fisico, ma che poi, è vero, continua proprio in forma diversa il dolore nella fase umana, perché voi sapete che nella fase umana non c'è solo il dolore che viene dal fisico, ma c'è il dolore ancora molto più ampio e più esteso come quantità che viene dalla psiche dell'uomo, è vero, che è molto più che il dolore fisico, cosa invece sconosciuta nella fase animale. Ma è solo il dolore fisico? Sì, certo. Come hanno detto spesso i maestri, in fondo il dolore dell'uomo il 90% va costituito certo, dal suo abito mentale, dalle sue convinzioni, da tutto, dal suo io, è vero, soprattutto da questo. Se non ci fosse il dolore, è stata una versione nuova questa, se non ci fosse il dolore probabilmente la vita si appiattirebbe, certo, non avrebbe certo, certo, certo. E questo è lo stesso, soprattutto, è vero, se poi il dolore è la sensazione, direi, più eclatante della gamma di sensazioni che hanno gli animali, è vero, del resto si sa benissimo che se non ci fosse stata sensazione non ci sarebbe stata evoluzione, questo ti parlo proprio evoluzione in senso umano, cioè animale, è vero, evoluzione non spirituale, evoluzione delle specie, è vero, se ogni individuo non avesse avuto delle sensazioni e non provasse delle sensazioni, individuo, animale ed anche pianta, non vi sarebbe evoluzione. Infatti, per esempio, anche l'animale che cerca di non morire. Perché certamente l'animale che si procaccia il cibo, che cerca di accoppiarsi, e fa tutto in funzione di una vita di sensazione. Se non provasse sensazione non vivrebbe, quindi non vi sarebbe evoluzione della specie e tutto quello che vi è stato. Certo, cari. Allora, senti, scusa, lì. Sì, per una religiosa una volta accennati ai tronchi morti, no? Cioè nell'evoluzione cioè nell'evoluzione della specie ci sono una serie di animali che si evolvono in una certa maniera e poi finiscono. E dicessi anche questo serviva. Certo, sì, certo, mentre può non servire dal punto di vista dell'evoluzione delle specie, ma serve sempre dal punto di vista dell'evoluzione spirituale. Lo dice il maestro Kempis che il procedere così apparentemente a tentoni della natura non è dovuto al caso, è vero, ma al fatto che la natura non possiede un senso direzionale come invece ha l'uomo, è vero, per cui l'uomo può andare diritto nella direzione che si è prefissa, però questo non significa che non vi sia lo stesso una finalità da parte della natura, se pur non avendo la natura la possibilità di dirigersi subito verso il fine che vuole raggiungere.
il fine, anzi ancora di più, è vero, proprio del fatto che procede nonostante vari tentativi falliti, chiamiamoli così, dimostra che il fine c'è e che lo persegue nonostante gli errori. Prego. Proprio a proposito dell'evoluzione, qui ci si trova di fronte a un punto focale di quelle che sono le concezioni attuali della scienza. Le dottrine evoluzionistiche, da Darwin in poi, che forse tu conosci, sono improntate a una concezione strettamente materialistica dell'evoluzione. In altre parole, la vita è un prodotto dell'evoluzione spontanea della materia. Il caso e la selezione naturale sono due fattori importanti nell'evoluzione. Questa concezione strettamente materialistica porta naturalmente a quel punto di crisi di fronte al problema come combinare una concezione dove entra il fattore psichico e anche il fattore spirituale nella natura e qual è l'anello di congiunzione. Specificamente si propone la domanda nell'evoluzione, lo psichismo e l'aspetto spirituale, come entra? Ecco, è proprio, potrebbero anche, non sono due strade diverse, vero? L'evoluzione della forma, la chiamiamo noi, e l'evoluzione invece dell'autocoscienza o della fase preparatoria per l'evoluzione dell'autocoscienza. Non sono disgiunte, però al limite potrebbero anche essere disgiunte, cioè il corpo, l'evoluzione della forma delle specie potrebbe seguire una sua via, è vero che vista dal piano fisico potrebbe avere una sua spiegazione prettamente materialistica, è vero, ma ciò non toglie che proprio dalle esperienze e dall'avere quella sorta di vita, di tentativi della natura, non si producano quegli stimoli nella parte non materiale dell'essere, essere animale o essere pianta, è vero, che fanno sì che si crea una evoluzione della controparte spirituale. Mi sono spiegato, è vero? Cioè, la vita del corpo fisico, dei corpi fisici degli individui e l'evoluzione delle specie potrebbe avere una sua andatura, un suo andamento, è vero, materialistico, come lo definisci tu, no? Cioè così la selezione e il caso, tu dici, potrebbe benissimo essere così, è vero? E crearsi le varie specie, l'evoluzione delle specie, è vero? D'altra parte questo non nega affatto che se c'è una parte spirituale, la parte spirituale per così chiamata, o perlomeno non materiale, non possa non avere, è vero, da questa vicenda vissuta dalla parte materiale degli stimoli che la fanno evolvere a sua volta, perché infatti, come prima dicevo, nella fase della vita dell'essere come animale e come pianta, l'evoluzione della parte non materiale avviene proprio in virtù degli stimoli che la parte materiale riceve dall'ambiente. Il caldo, il freddo, il desiderio di accoppiarsi, il desiderio di cibarsi, la paura di morire, via dicendo. C'è un parallelo. Certo, però, ripeto, questo senza interessarci invece del piano che esiste per cui l'evoluzione dei corpi fisici avviene secondo certe modalità. In effetti questo avviene, vero? Ma siccome voi non lo vedete giustamente dalla vostra parte, allora neghiamolo pure. Diciamo pure che i corpi fisici, l'evoluzione delle specie avviene secondo le modalità che i biologi dicono, è vero, cioè attraverso alla selezione e al caso. Diciamolo pure, e poi si ha questo risultato meraviglioso della evoluzione. Pensate voi il caso, che potere meraviglioso avrebbe, è vero, della continuazione della vita, dell'evoluzione delle specie, è vero, diciamolo pure. Cioè, però questo non impedisce che la parte non materiale degli esseri possa ugualmente usufruire degli stimoli che vengono attraverso la selezione dovuta al caso e alla necessità o alla selezione, è vero. No, vorrei lasciare la parola, poi dopo vorrei fare un'altra domanda. Sempre appunto su questa linea di domande, proprio questa
sta un punto. Molti parapsicologi, per entrare nel tema della parapsicologia, hanno una concezione di questo genere. Lo psichismo non avrebbe solo una funzione passiva, ma avrebbe anche una funzione attiva, e l'avrebbe anche non solo nell'uomo, ma in tutte le forme viventi. Certo. E sarebbe in qualche modo un principio direzionatore dell'evoluzione. Certo. In questo senso questa visione, chiamiamola psicobiologica, che alcuni parapsicologi, molti parapsicologi condividono, è senz'altro in antitesi con quella che è la scienza accademica attuale, la concezione strettamente materialistica. Ancora per poco. Ma Ancora per poco. Questo vorrei proprio chiedere. In realtà questa visione ha un senso, ha una parte di verità? Certo che ce l'ha, senz'altro, è vero, senz'altro. Prima ho escluso questo discorso proprio perché per vedere la questione dal punto di vista più materialistico possibile, è vero, e per dire che il fatto, ripeto ancora, che il fatto che l'evoluzione si possa spiegare in termini materiali non esclude assolutamente che non possa esservi una evoluzione di una parte non materiale, la quale proprio avviene in virtù e parallelamente all'evoluzione della parte materiale. Però dico, l'ho escluso per ridurre la cosa al minimo comune denominatore, è vero? Però in effetti certo che la parte psichica di ogni essere è vero, è dello psichismo collettivo, perché non va dimenticato che negli animali e più ancora nelle piante non esiste uno psichismo per una sola pianta, è vero? Ma vi è la cosiddetta anima gruppo, per cui varie piante, è vero, fanno capo ad un solo psichismo, e questo ancora meglio spiega l'evoluzione, è vero? Così come vari animali, fra quelli non individualizzati, fanno capo ad uno psichismo. Un alveare ha uno psichismo unico, è vero, che molti individui api. Così formicali. Una domanda che forse a me personalmente come scienziato interessa particolarmente è questa. Di questo aspetto, chiamiamolo, di questo versante immateriale psichico della realtà, si può dare in qualche modo una dimostrazione sperimentale? E se sì, qual è la via per questo? I parapsicologi alcuni credono di trovarlo nei fenomeni paranormali. È questa una via oppure con quale che sia? Ecco cari, io direi che questa domanda dovremmo farla noi a voi, è vero? Poniamo per un momento che lo scopo di queste nostre comunicazioni sia quello di dimostrare oggettivamente la sopravvivenza, è vero? E non lo è. Allora, in questo caso, diciamo, nel passato, nel presente, sono stati fatti vari tentativi, è vero, che potevano essere in un certo senso come delle dimostrazioni della sopravvivenza, è vero? Però tutti, sinceramente, ed anche direi obiettivamente, non sono stati giudicati sufficientemente probatori, è vero? Allora a questo punto siamo noi che chiediamo a voi, ma quale prova vorreste per credere alla sopravvivenza? Perché noi i nostri sforzi li abbiamo fatti, siete voi che cercate tante altre spiegazioni, è vero? Ripeto, giuste, perché non sono mica spiegazioni campate in aria. Magari qualche volta sono un tantino complicate, però sono spiegazioni anche che hanno una loro logica, è vero? Quindi in questo caso non è buona educazione rispondere con una domanda ad un'altra domanda, ma questa volta me lo consente, è vero Carlo Ferdinando? Allora, ripeto, però lo scopo di queste comunicazioni, come ebbi a dire la prima volta, e come lo disse anche, è vero, più autorevolmente di me il maestro al caro amico Piero, non è quello di dimostrare l'oggettività di certi fenomeni, ma è un'esperienza che se avviene a livello vostro, individuale, personale. Non è che voi, assistendo a questo, uscendo di qua, dovete dire noi abbiamo visto qualche cosa, è vero che in un certo senso è difficilmente truccabile e quindi dovete fare opera di convinzione presso gli altri. No, è un'esperienza che può, mi auguro, servire a voi individualmente. D'altra parte devo dire una cosa, guardate,
ed è questa, che nel campo del cosiddetto paranormale, più precisamente ancora del cosiddetto spiritismo, esiste una congerie di persone così provette in buona fede, suggestionabili, parlando solo di quelle che sono in buona fede, vero? Lasciando da una parte quelle che sono in mala fede, suggestionabili, così sprovvedute, così fanno tenerezza, fino ad un certo punto fanno tenerezza veramente, per cui è doveroso da parte di chi studia questo campo mettere le cose, mettere ordine alle cose, è vero? Cercare di trovare un termine di raffronto che possa anche essere accettato non solo per fede, non solo per desiderio di credere, ma tranquillamente, direi freddamente. E quindi la vostra opera direi un'opera santa, altrettanto come lei è quella di questi amici qua, è vero che ci seguono da tempo, che per loro merito sono persone che si equilibrate, è vero, però questo voler mettere ordine in questo campo così pazzesco è un'opera santa, devo dirlo. Quindi voi dovete fare il lavoro che state facendo. Capisco che potete ricevere delle antipatie, vero, essere avversati da una parte e dall'altra, però è giusto che lo facciate, perché se lo studio dei fenomeni paranormali continua oggi, dopo l'inizio, è vero, il boom, l'inizio del boom, è vero, è avvenuto con l'inizio dello spiritismo, si deve proprio non a coloro che credevano e a coloro che credono, ma si deve proprio a coloro che hanno cercato di rendere oggettivi questi fenomeni, che hanno cercato di dare a questi fenomeni un aspetto serio e non di pazzia. Posso fare una domanda? Certo. Ma come, se lo puoi dire, ma lo sviluppo degli studi su questi fenomeni verso quali tipi di conoscenza o di civiltà anche ci porterà? Questo lo si può, cioè resteremo sempre a livello, diciamo, degli studiosi oggettivi, precisamente questi parapsicologi, saremo sempre al momento della misurazione del fenomeno, oppure... No, anche questo sarà trasceso, sarà visto con altro punto, sì, è già trasceso, certo, sì, in verità, sì, certo, ed è questo, è vero, il futuro della parapsicologia, altrimenti morirebbe. A presto. Grazie.